coronavirus sui mezzi pubblici lo state combattendo disinfettando. Esattamente, facevamo già delle pulizie a fine giornata su ogni mezzo. In questi giorni le pulizie sono intensificate sia come numero di addetti, che quindi viene fatta una pulizia più profonda e anche più lunga, ma anche con dei prodotti ad esempio a base di cloro che sono molto efficaci in questo tipo di operazioni, quindi nello sterminare i germi. Non ci sono problemi negli approvvigionamenti dei materiali per pulire? Stiamo facendo fatica, come dire, a trovare ad esempio il gel manica di cui abbiamo dotato gli autisti, però in realtà lo stiamo, come dire, bisogna cercarlo un po' di più, ma stiamo riuscendo a trovarlo. Anzi, in questi giorni a bordo degli autobus metteremo anche dei dispenser a disposizione degli utenti che, se possono utilizzarlo a disposizione di tutti, possono pulirsi le mani a bordo del mezzo, quindi insomma per cercare tutti quanti di mettere in pratica quei consigli che ci sono stati dati. Per i lavoratori avete pensato delle procedure, mascherine, lavaggio mani? Esattamente, abbiamo fornito un kit di guanti, il lattice, mascherine da utilizzare solo se si incontrano dei casi sospetti, ecco, quindi come è stato detto le mascherine a persone sane non servono. Se però si incontrano dei casi sospetti, guanti, il lattice, si indossa la mascherina, si fa indossare alla persona che dà i sintomi, si chiamano i numeri anteposti per soccorrere insomma queste persone. Inoltre abbiamo dotato a tutti, appunto tutto il personale viaggiante di un kit di gel lavamani. Avete dati sull'utilizzo dei mezzi in questi giorni? Sono diminuite le persone che usano i mezzi pubblici? Non abbiamo ancora dei dati statistici attendibili, sicuramente sono diminuiti perché sicuramente c'è un po' di paura. È anche vero che con scuole chiuse, con musei chiusi, università chiuse è fisiologico una diminuzione dell'utilizzo del mezzo.